Entrambe le squadre sono accomunate da un 2-0 all'esordio, uno inferto e uno subito. Il Vittorini sembra risorto grazie al 2-0 contro il Campania. Il Feltrinelli 2-0 ci ha perso contro il Cremona. E allora oggi grande sfida tra la voglia di rivalsa del Feltrinelli e il bisogno di dare continuità dei campioni MFC 2022. Primo pallone Feltrinelli, fischio d'inizio e via al match. Bellandi da posizione centrale, prende la rincorsa e calcia tra le mani di Maira. Strazzera con la testa, allontana ma solo per un attimo, serie di rimpalli. Poi Pavesi che prova a mettere ancora in moto i compagni. Ancora Pavesi che va anche a concludere. Radici attento ma non perfetto, Devian corner. Ancora un po' di confusione in mezzo al campo. Prova ancora a mettere ordine, stavolta Strazzera. Non ci riesce, ma ci riesce Cappello, che apre da Gradi, zona cross, traversone rovesciata di Bellandi in acrobazia, fuori. Cordova nel traffico, se la fa portare via, poi ribalta il campo immediatamente. Il Vittorini nuovamente, posizione regolare per Cappello che ha partito dietro la metà campo. Cappello, la passa Maira, grande chance di passare in vantaggio qui. Safari Maria, rinvio così e così. Con la testa a Peronaci, in anticipo serve Scotti, che resiste, regge l'urto. Salta Mele, poi cross dove c'è Cappello. Fuori ancora con la testa, stavolta all'interno dell'area piccola. Prova in dribbling Specchio. Va via con un rischio, però molto bene. Poi verticale. Pesca tra le linee Torcello, stop orientato e suggerimento per Testini, interrotto dall'anticipo di Zanini. Doppio fischio di Pandolfi, 0-0 tra Vittorini e Feltrinelli. Sul risultato di parità, il Vittorini dà il via al secondo tempo. Facchini in palleggio, se la fa portare via da Strazzera che lascia Scotti, ancora protegge, si gira molto bene, grande giocata, palla dietro, dove c'è Gabriele Gaboardi, avanti il Vittorini dopo una super giocata di Scotti che aveva avuto poco spazio nella prima gara, ma oggi sta rendendo alla grande. Ma lunghissimo Maira, la palla passa, prova a prolungare Cordova. Non gestisce Torcello, poi prova dalla lunga distanza Testini, alto sopra la traversa. Adesso con le mani da Gradi. Prende qualche metro. Direttamente in area di rigore, sponda Testini! Alto di poco, vicino al pari l'11. Scotti esce bene, poi con l'esterno va da Bellandi. Strazzera a cercare ancora Federico Bellandi, poi rimpallo, Scotti e giro, Maira, sontuoso in angolo. Punizione Vittorini e batte Bellandi. Cross in mezzo, deve liberare Testini, poi si addormenta, se lo mangia Strazzera che la rende ancora giocabile per un compagno. Rimane ancora lì il pallone, Scotti! Riccardo Scotti! 2-0 Vittorini dopo il centro nella scorsa stagione. Torna a segnare in Football Cup Riccardo Scotti. Blocca Maira e rinvia a lungo, svirgola Pirri, ma la palla sembra buona per Radice che mentre blocca sente il triplice fischio del direttore di gara Pandolfi. Bottino pieno per il Vittorini.